I consigli dei comuni appartenenti al Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovranno esplicitamente confermare l'accettazione dell'articolo statutario che riguarda i suoi scopi. Lo si è deciso nell'ultima riunione del Consorzio, dal momento che spesso le amministrazioni si oppongono alla localizzazione nel proprio territorio del nuovo impianto per i rifiuti solidi urbani. Un diverso atteggiamento dei consigli comunali, afferma un documento, rimetterà in discussione le funzioni e la stessa esistenza del Consorzio. Insomma, facevate già baruffa perché nessuno voleva l'impianto che adesso esiste a Lovadina? All'epoca tutti i comuni avevano delle discariche per portare i rifiuti. Parlo ancora negli anni 80, all'inizio dell'80, e noi abbiamo pensato che i comuni da soli non potevano più andare avanti. Cose che oggi probabilmente stanno avvenendo, perché pensiamo al Pieve, quello di San Zonone degli Zellini, sì. I comuni si sono messi assieme per fare un unico comune. A suo tempo noi avevamo pensato che da soli non potevamo andare avanti. Allora ci siamo messi assieme tra Arcade, Giavara, Nervesa e Susegana per affrontare il problema dei rifiuti. Abbiamo eliminato tutte le discariche che c'erano attorno e abbiamo costituito un consorzio dove c'era il consorzio Priula, che ha preso il nome dal ponte della Priula. Quindi erano i comuni a Nervesa? Nervesa, Arcade, Giavara e Susegana e Speriano. I primi? I primi 5. Tant'è vero che... Parliamo di che anni? 80? 82. Ah, 82. E tanto è vero che Alessandro Garman nell'ultimo libro che ha fatto ci ha citato come gli eroi del verde della provincia di Treviso. Perché siete stati lungimiranti, sì. Giusto? Allora, visto che siamo nel frattempo continuiamo a raccontare la storia, Francesca, se ci fai vedere un po' di immagini, l'inserto è il 13, così cerchiamo di entrare nell'ordine di idee di che cosa era prima, diciamo così, della raccolta differenziata, il tema dei rifiuti, in questo caso però a Treviso. Questo era il tema dei rifiuti a Treviso, sì. Cioè, e poi era anche il tema un po' dappertutto, no? Giusto? Sì, sì. Insomma, nell'80 non si può più andare avanti così, non si possono più continuare a riempire a Treviso aveva un consorzio che non ha mai funzionato. Ma questo ci arriviamo dopo. Stiamo al Priula, Allora, vi mettete d'accordo e che cosa pensate di fare? E noi abbiamo cominciato a gestire le discariche per conto nostro e dopo immediatamente abbiamo pensato di arrivare al porta a porta a fare le raccolte differenziata. E a un certo momento abbiamo detto dobbiamo pensare anche a fare un impianto. Nel frattempo che altri comuni, altri 12 comuni che hanno visto che l'iniziativa andava bene, hanno chiesto di entrare. E siamo immediatamente allargati come comuni. Ecco, quindi voi il materiale che raccoglievate tra comuni comunque finiva in discarica in quel momento? Cioè, per forza non c'era alternativa. Ecco, e allora giusto perché facciamo capire ai nostri telespettatori che cosa voleva dire, Alessandro, se puoi tornare un attimo in studio, cambiamo l'RVM, perché io ogni volta che parlo di rifiuti faccio vedere delle immagini che secondo me raccontano perfettamente che cos'era la gestione dei rifiuti prima che ci fosse questa coscienza sociale. Possiamo dire che è coscienza sociale? Perché assolutamente. Guardate, allora l'inserto è il C11, vediamo insieme, siamo sempre a Treviso, siamo sempre diciamo così nell'area del Trevigiano, qui è più bassa Trevigiana e qui è una discarica, anzi una cava che poi viene utilizzata come discarica. Allora, continuiamo questo ragionamento. Voi comunque facevate la raccolta che comunque gestivate all'interno delle vostre cave, perché sennò prima come funzionava? Cioè andava un po' sparpagliando? Ogni comune aveva un sito per scaricare. Un po' come questo, insomma. Certo, qui è il comune di Treviso che entra con le botti. Sì, ma noi abbiamo cominciato con le scuole. Con le scuole? La prima cosa che abbiamo fatto, siamo andati sulle scuole a insegnare ai ragazzi come si doveva gestire il rifiuto. E si è cominciato a parlare della raccolta differenziata, quindi dividere i rifiuti.
E quello E siamo sempre negli anni 80, sì, 82. Ma abbiamo tutti i libretti giornalistici. Ecco, in effetti si raccoglieva così, no? Si gestiva così. Prima si gestiva con queste, qui sono immagini degli anni 80, non è che siamo Dopo, per esempio, avevamo Suregana, che è un territorio ricco di argilla, dove c'erano lottizzazioni, tutta l'argilla la portavamo sulle discariche per impermeabilizzare. Veniva da Suregana. E voi avevate queste discariche che ancora adesso sono riempite, cioè non sono state però sono di fatto inerti, insomma, nel senso sono controllate e gestite. Io insisto a far vedere queste immagini perché da qui partiamo per avere una coscienza diversa. Adesso tutta questa roba qua sarebbe impensabile, però questo eravamo noi ed è molto importante. Quindi la coscienza di cominciare a cambiare un metodo di pensiero c'è dalla vostra parte col consorzio prima, però c'è anche a sinistra Piave, mi pare che parte. E sono arrivati dopo. Sono arrivati dopo. Sì. Guardando voi oppure. Sì. Ma hanno copiato. Qual è il sindaco dall'altra parte? Qual è il sindaco dall'altra parte che è venuto da voi a dire ma cosa che fai? Ma anche Conegliano abbiamo avuto dei rapporti con Santa Lucia. Chi è stato il lungimirante da quell'altra parte? Santa Lucia o Conegliano? No, Conegliano. Conegliano è stato sì, allora c'era, come si chiama? Non mi ricordo più il nome del sindaco allora. Comunque allora è per quello che Savno è a Conegliano. E dopo il primo presidente di Contarino è uno di Conegliano. Mario Massimo. Ma adesso arriviamo. Allora, intanto insomma cominciamo a fare un'inversione di tendenza rispetto a quello che succedeva adesso. Voi a un certo punto dite ok, dobbiamo fare l'impianto, giusto? Sì. E lì nasce quello che abbiamo sentito nel primo collegamento e nel primo inserto, che dice no, da me no, da me no, da me no, da me no. Come è andata a finire? Noi abbiamo avuto coraggio. Io ho lottato prima di tutto con i consiglieri di maggioranza per convincerli che da qualche parte doveva essere fatto. Voi a Spesiano? Sì. Perché nasce poi a Lovadina? Perché avevamo trovato un'area che era pronta per essere ceduta. Quando è nata Contarina siamo partiti lì. Ma perché avete scelto proprio quell'area lì? Perché erano privati? Perché nessuno la voleva. Soltanto io che ho avuto coraggio di convincere i consiglieri di maggioranza, ho avuto la critica dappertutto, però l'abbiamo fatta lì. Qui siamo nell'88, questo è un container dell'area di Lovadina ed è archiviato come container bruciato, tentativo di incendio del container. Qui siamo all'interno della costruzione diciamo così, dell'area di Contarina e qui c'è il tentativo di dargli fuoco. Quindi vuol dire che non erano tutti d'accordo con la vostra scelta? Lo so, ma io ho avuto tante peripezie in questo periodo, perché ho avuto delle denunce fatte inutilmente. Per fortuna sono stati i giudici che hanno capito e non mi hanno mai condannato. Però io so, perché Roberto ce me l'ha raccontato, che non è stato facile neanche per la famiglia. Come vedevate il fatto che Giuseppe è stato il primo presidente del consorzio Priula e quindi anche quello nel mirino di tutti quelli che non ne volevano sapere dell'impianto? Ma guarda, in quel momento là è stata difficile la situazione anche a livello familiare, certamente, perché il coraggio che ha avuto papà insieme agli altri amministratori, proprio perché il tema era un tema scottante, era un tema che si voleva rifiutare, proprio come la parola stessa rifiuti, si voleva rifiutare proprio il problema. E però vediamo com'era la situazione, abbiamo visto, si buttava a terra situazioni che oggi ci sembrano terzo mondo, magari da qualche parte ci sono ancora, però sono situazioni che veramente sono intollerabili oggi, proprio solo al pensiero. E quindi voglio dire, quei momenti difficili vanno ripensati col senno di poi, perché alla festa dei 30 anni di Contarina ricordo il governatore Zaia che disse, fu fatta in biblioteca a Villorba, 30 anni fa, quindi, cioè a 30 anni, quindi stiamo parlando di 4-5 anni fa, no? Sì. E
E Zaia disse che a Giuseppe Fava, a quei 5 sindaci, oggi bisognerebbe costruirgli un monumento in piazza, perché il coraggio che hanno avuto in quegli anni, precorrendo i tempi, perché oggi è normale per tutti, no? Trattare i rifiuti come una risorsa, non come un problema, però il coraggio avuto in quei frangenti lì, che il tema era così delicato, ha fatto di noi una bandiera del trattamento dei rifiuti a livello mondiale, e quindi è merito di chi ha avuto il coraggio in quegli anni lì. Se oggi Contarina viene citata come esempio in tutto il mondo, perché veramente in tutto il mondo, insomma, abbiamo impianti che ce ne sono pochissimi in giro per il mondo, e io ricordo che è sempre per la questione della visione e dell'insegnamento, probabilmente sui valori fondamentali, no, della vita, che prima di fare delle scelte del genere, io mi ricordo che papà prese la macchina e girò l'Europa insieme a questi amministratori a vedere le esperienze che c'erano. Quelle esperienze furono talmente bravi da superarle, perché anche la nascita stessa di Contarina fu una nascita di una società mista pubblico-privato, cosa che non esisteva ai tempi. Oggi magari vediamo il tema di project financing, cioè diciamo, l'unione tra pubblico e privato oggi è un pochino più alla portata di tutti, no? Però allora creare una società che fosse partecipata dalla Fiat, tra l'altro, perché fu il consorzio Priula e la Fiat che mise la propria tecnologia per crearla. Anche questo era un essere più avanti dei tempi stessi in cui vivevano, ed è frutto, secondo me, proprio della capacità di vedere oltre a quello, perché questo ti avevano insegnato, no? L'amministratore è colui che vede quello che lascerà quando ha finito di amministrare, non quello che vede quello che sta facendo nel momento in cui amministra. E nel frattempo noi stiamo vedendo invece proprio l'area che poi viene costruita in fase di costruzione, poi vedremo. Però devo dire, quando hanno cominciato a fare sta roba qua, mi sono venuti in casa. No, volevo aggiungere qualcosa. La società che è nata come pubblico e privato è perché noi siamo partiti da un concetto che è questo: il pubblico deve avere le sensibilità sociali, il privato deve avere il management per far funzionare le cose. Tant'è vero che alla Fiat noi abbiamo chiesto di tirare fuori i soldi per fare gli impianti. Noi abbiamo chiesto 1 lira ai nostri cittadini. Tutto l'impianto della Contarina è stato fatto attraverso un fondo della Fiat. Io sono stato da Vedi in Casa a chiedere cosa mi servivano 10 milioni per l'area e per cominciare a costruire. Lui mi ha detto: inutile che vieni da me, manda qui la Fiat, e tanto l'interesse lo decidono loro. Ma Vedi in Casa chi era? Era il direttore della Casamarca. Quindi il sindaco il presidente del consorzio Priula, nonché sindaco espresiano, va dal direttore generale della Cassa di Risparmio e ti dice: vai dalla Fiat. Allora abbiamo mandato una lettera di Romiti allora, e hanno deciso di dare il finanziamento al 2% di interesse. Ma la Fiat cosa ci guadagnava? La Fiat, io ho fatto un incontro a Milano con la Fiat, e allora si discuteva sull'utile. Doveva esserci un utile se uno veniva qui a investire qualcosa, no? E il tema era quello: loro volevano puntare sull'utile del 10-15%. Io ho detto no, voi lavorate sul 5%, altrimenti andiamo a un altro concorrente. E hanno accettato di fare il 5%. E mettendo i soldi loro. Cioè loro hanno costruito l'impianto, poi loro prendevano i soldi? No, l'ho costruito la Contarina, sul finanziamento della Fiat. Però dopo la Fiat si prendeva cosa? L'interesse sul finanziamento? Cioè... La Fiat aveva l'utile sul fatturato della Contarina. Perché il mutuo era della Contarina, con la garanzia della Fiat. Ho capito.
E quindi praticamente nel trattamento dei rifiuti, quindi nel pagamento della retta, diciamo così, per la gestione veniva fuori il fatturato della fitta, che però era limitato al 5% e non al 15%. Ma dopo c'era un'altra cosa, per esempio, che abbiamo quindi avuto... la capacità di tenere duro anche di fronte a colossi, perché io mi immagino che, per carità, con tutto il rispetto di un sindaco espresiano che va a Milano, parliamo di anni 80. Sì, ero assieme all'avvocato Ronfini, e quel giorno lì a Milano abbiamo abbandonato la riunione. Addirittura? E sono di lui Presiano per concludere. La Fiat? Sì. Ma tu pensa? Incredibile. No, dopo c'era un'altra cosa che secondo me vale la pena di metterla in evidenza. Avevo mandato degli ingegneri in consiglio di amministrazione della Fiat. Erano degli ingegneri molto preparati. Tanto è vero che dove avevamo dei problemi di inquinamento mandavamo loro. Perché secondo me le aziende al pubblico non raccontano la verità, mentre il privato probabilmente le raccontano. Allora mandavamo l'ingegnere della Contarina, che era della Fiat, a verificare i problemi che c'erano. Loro a Orbassano c'è un laboratorio che secondo me era, almeno allora era l'avanguardia. Io ho visto lì in laboratorio il bombardamento di una molecola, è una cosa fantastica. Comunque loro mi hanno risolto tanti problemi di inquinamento che c'erano nelle varie aziende. Perché loro sapevano dove andare a guardare. Certo, ecco. e le aziende li pagavano. Intanto vi faccio vedere questo inserto, il C12, servizio di scariche sinistra Piave. Siamo nel 1992 o 93, vediamo questo servizio e poi commentiamo insieme. La rivoluzione nella gestione dei rifiuti di 270.000 abitanti dei 44 comuni della sinistra Piave trevigiana che fanno parte del CIT, il Consorzio Autorità di Bacino, riprende alla grande. In questi giorni sta infatti per partire la raccolta separata secco-umido dei rifiuti in altri 13 comuni. Si tratta del secondo gruppo che segue i primi 7, con i quali da metà gennaio è stata avviata la nuova raccolta. L'esigenza di cambiare rotta è stata imposta dalla chiusura ormai indilazionabile della discarica di Cordignano, dove da 8 anni vengono smaltite le 90.000 tonnellate annue di rifiuti prodotte nel bacino, oltre a molti rifiuti provenienti da altri. Un decreto della Regione Veneto, che ha confermato un accordo raggiunto tra il CIT, i comuni di Cordignano e Godeca Sant'Urbano, prevede infatti una riduzione programmata del conferimento alla discarica fino alla sua chiusura definitiva fissata per il 28 febbraio. Lo stesso decreto prevede che fino a giugno la frazione secca e gli ingombranti prodotti del bacino siano stoccati presso la discarica di Busta a Montebelluna, mentre quella umida andrà all'impianto di compostaggio di Legnaro in provincia di Verona, in misura crescente in base al programma. I prossimi comuni nei quali si attuerà la riduzione programmata di conferimento in discarica sono Motta di Livenza, Oderzo, Fontanelle, Porto Buffolè, Farra di Soligo, Miane, Conegliano, Cappella Maggiore, Cessalto, Cison di Valmarino, Follina, Revine Lago e Sarmede. Mentre a Cison di Valmarino la raccolta avverrà porta a porta, per tutti gli altri è prevista per mezzo di 2 cassonetti distinti, uno per la frazione secca e uno per quella umida. Sembra 1000 anni fa lo stesso, poi dà un effetto un po' strano vedere la discarica di Busta quando parte dal centro, si allarga ed è enorme. Quella discarica adesso è completamente piena comunque, c'è ancora a pensare. Però qui c'era, diciamo così, una sorta... No, noi abbiamo... Perché non abbiamo fatto un bacino unico? No, allora il problema è questo. Noi volevamo fare un'autorità di bacino unica per tutta la provincia di Treviso. Non è stato possibile farlo perché il Consiglio regionale non l'ha voluto. Allora io sono partito col Consorzio Priola, perché Treviso non c'era, per chiedere l'autorità bacino come destra Piave per tutta la zona di Treviso, eccetera. E per fortuna i tecnici della provincia, della regione, avevano capito, da Fiora a Casarin e quant'altro, perché avevano seguito la nascita del consorzio, erano molto vicini a noi per quello che avevamo fatto e hanno portato il Consiglio regionale la scelta di fare 2 bacini. È nato così. Non è che noi con Conegliano, con la sinistra Piave, non avevamo avuto rapporti, avevamo sempre rapporti, però c'era il problema della regione che mi creava difficoltà. Come dire, a pensare male
si fa peccato ma ci si azzecca, non è che servisse creare qualche poltrona in più? Può essere, può essere. Vabbè, siamo arrivati alla fine. Posso dire una cosa? Sì, perché, finiamo. Sì, perché ovviamente la storia va raccontata da chi l'ha vissuta, però quello che io dico spesso è che dalla generazione di mio papà, quindi da quelli che sono usciti dal dopoguerra, noi dovremmo veramente ringraziarli. I miei figli non riescono ad assorbire l'esperienza che io ho assorbito da mio papà avendolo avuto come padre, perché non sanno da dove sono partiti loro. E quindi io credo che qualsiasi cosa che la generazione di mio papà porta e rende come testimonianza a noi più giovani è una pietra miliare. Cioè, assolutamente. Perché se non capiamo da dove siamo partiti non ci rendiamo conto neanche di cosa abbiamo oggi, di quanto abbiamo oggi. E soprattutto dove dobbiamo andare. E dove dobbiamo andare, esattamente. E le giovani generazioni che se ne fregano di politica, che non tutti per carità, però hanno difficoltà ad esprimere questi concetti perché non sanno da dove siamo partiti e quindi non riescono a individuare la strada su dove dobbiamo andare. Allora, premesso che avevamo una scaletta doppia e purtroppo il tempo è già finito, del resto abbiamo una fonte primaria che chiameremo nuovamente molto presto perché abbiamo veramente altri argomenti. Ringrazio i nostri due ospiti, ci fermiamo per un po' di pubblicità, seconda parte parliamo del mondo della calzatura. Grazie Lucio. È stata presentata presso il Centro Veneto Calzaturiero Caliga la prima banca dati immagini al servizio della moda nella calzatura. Il progetto, realizzato dopo 2 anni di lavoro, è svolto in collaborazione con l'Enea di Bologna, con il contributo della provincia di Venezia e in collaborazione con i comuni di Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò e Stra. La banca dati immagini è costituita da immagini di ambientazione storica, cartelloni tendenza, bozzetti, componenti e fotografie di calzature realmente prodotte e da un archivio attuale che contiene immagini di ambientazioni relative alla stagione in corso. La stazione di lavoro per la consultazione e l'aggiornamento delle informazioni, sia alfanumeriche che grafiche, è costituita da un personal computer corredato di strumenti per l'acquisizione e per l'archiviazione delle immagini. Lo scopo principale della banca dati immagini è quello di consentire allo stilista di calzature, partendo da immagini relative ad ambientazioni storiche, a bozzetti e a componenti di calzature, di realizzare dei nuovi modelli per la stagione in corso. A tale scopo la stazione sarà dotata di alcuni software grafici che consentiranno di modificare, adattare e creare nuovi modelli. Nel realizzare il progetto, il Centro Veneto Calzaturiero si è occupato dell'analisi e delle esigenze degli operatori del settore. Seconda parte di questa nostra puntata la apriamo parlando del mondo della calzatura perché è stato un mondo importante economicamente parlando, ma ne vogliamo parlare con chi ha vissuto da sempre in questo mondo della calzatura. Norio Brombar, tecnico calzaturiero 1970-2010, una vita in mezzo alle scarpe insomma. Certo, una vita in mezzo alle scarpe, diciamo le scarpe, più alla calzatura. Io ho fatto il tecnico della pelle per scarpe, diciamo, da sceglitore a taglio visivo con il cutter in giro per varie concerie d'Italia e anche nel mondo, fino agli anni 2013 che sono andato in pensione, ecco, diciamo. Ecco. Che cos'è il mondo della calzatura negli anni 70-80 per la marca Trevigiana e per il Veneto? La calzatura per la marca Trevigiana, per il Veneto e soprattutto nel Monte Bellunese, che era, diciamo, il cuore principale mondiale della calzatura nel Monte Bellunese. Partendo dagli anni 70, 80, 90, c'era la Diadora, c'era la Lotto, c'era Nordica, ma non solo calzatura, diciamo, perché per esempio a Caerano, che era piccolo come paese, era un 5-6 mila abitanti, c'era la Sanremo, Convenzioni ecco. Sanremo. Allora cominciamo facendo vedere un po' di immagini di Caerano, ecco, vedi, regia solertissime. Questa è Caerano 1981. Perché uno come lei che è nato, vive a Caerano, invece di finire alla Sanremo finisce nel mondo della calzatura? Ma diciamo che
finite le medie, perché non tanti facevano le superiori, quindi si fermavano alle medie, e siccome mio padre faceva il sarto, ha sempre fatto il sarto, e ho fatto 2 anni e mezzo a casa con mio papà facendo il sarto. Non ero specializzato nel taglio, però quando era tagliato la stoffa, che mio padre tagliava la stoffa, pantaloni, giacche, io le finivo, le cucivo, finivo tutto, facevo tutto. Però mio padre era anche amico di Sergio Comunello, che era il titolare, però gli diceva: Giovanni, vieni a lavorare con me, dai. Erano i primi operai, proprio prima decina di operai. Parliamo di che anno? Parliamo negli anni 60, prima degli anni 60, era già sarto mio papà. E non ha mai voluto entrare in questo mondo, voleva rimanere a casa facendo il sarto, e lo ha fatto sempre bene, diciamo, confezionando migliaia di capi. Quindi mentalità imprenditoriale, non operaia. Non operaio, ha sempre fatto di testa sua, diciamo, ecco. Lo ha sempre fatto bene. Questa è una peculiarità solo di suo padre, o secondo lei è una peculiarità, diciamo, tipica dei nostri territori? Perché lei poi ha conosciuto altri imprenditori? Sì, ho conosciuto moltissimi imprenditori facendo il mio mestiere in giro anche per l'Italia, per le concerie, conoscendo tanti imprenditori che magari andavamo anche a mangiare lo stesso, sebbene che erano concorrenti della mia ditta che lavoravo, diciamo, dove lavoravo. Ma è una mentalità allora quella di dire: magari faccio da solo piuttosto, esatto, sì, è una mentalità nostra del territorio, diciamo, di espandersi in proprio, ecco. La volontà, insomma, di costruire qualcosa, ma di sproprio. Esatto. Ecco, allora volevo, intanto continuiamo a vedere queste immagini di Caerano, per dire, ma era un posto ricco perché c'era la Sanremo, oppure come se la ricorda la Caerano della sua, diciamo così, adolescenza? Ma diciamo che in pausa pranzo Caerano era invasa da operai, specialmente da Sanremo, venivano fuori, i bar erano pieni, il ristorante, non c'erano tanti ristoranti, c'erano 2 o 3 ristoranti, però i bar erano pieni, che ce n'erano bar, le vie erano piene, la discoteca, per esempio, che c'era a Caerano, era piena alla sera, magari non andavano neanche a casa, andavano dentro per bere qualcosa, per ballare. Questo era una vita, è una vita a Caerano che è esplosa con queste calzature. C'era la San Marco, il calzaturificio San Marco, che faceva scarponi da sci. Infatti la San Marco è stata anche, aveva il campione del mondo di scesa libera anche negli anni 80. E quindi poi non so cosa sia successo, Caerano è andata sempre più in degrado, perché la Sanremo l'hanno venduta a questo, poi questo l'ha venduta a quest'altro, e lì infatti adesso non c'è più niente. Adesso le faccio vedere delle immagini, siamo sempre nell'82, qui invece abbiamo, diciamo così, il primo centro civico per gli anziani, quindi volevo far vedere che c'era anche una certa attenzione, diciamo così, alla terza età, cioè non è che andava solo che solamente in osteria, insomma. No. Magari qualcuno lo riconosce. Certamente, ma conosco tutti questi qua che sono in queste sale, anche perché mia mamma era una delle artefici di questa casa dell'anziano. Ah sì? Sì. E com'era nata questa storia? Che lei a casa non è che stessi molto a lavorare con mio papà, e andava a questa casa degli anziani, ma era sempre piena, diciamo, questa casa degli anziani, per andare a bere il gotto di vin, il caffè, giocando le carte assieme e passando mezza giornata assieme, la tombola come vediamo. Quindi era una casa dell'anziano, facevano dei teatri, mia madre era anche attrice. Sì, pensi che mia madre è morta a 97 anni, 3 mesi prima ha fatto il teatro, quindi... Quindi mettiamo, oltre che capacità imprenditoriale, anche, diciamo così, una buona fibra, insomma. Sì. Ma queste vecchiette qua le conosco tutte, non ci sono più adesso, guarda.
Però sono un po' di famiglia, insomma, certo. una piccola grande comunità. Certo, Cairano. certo. No, Cairano è cresciuta, diciamo, era contadina Cairano, poi è esplosa nell'industria e lì c'è stata la ricchezza, ognuno, quasi tutti si sono fatti la casa propria, avevano un conto in banca, cioè stavano bene, diciamo, non stanno male neanche adesso, però è un po' di tirare. Concentriamoci un po' più sul tema delle scarpe. Sì. Se io le dico Munari, cosa le viene in mente? Munari Cornuda. io l'ho conosciuta che era chiusa. Qui abbiamo ancora la Munari aperta a Cornuda e cominciano le, come dire, le assemblee sindacali, eccetera, perché comincia ad andare in crisi. Però la Munari noi la ricordiamo come di fatto quella che ha inventato lo scarpone da sci, praticamente. Certamente, ecco. sì, è l'entrata di Cornuda, una fabbrica storica importante. Però diciamo c'entrava un po' meno col suo lavoro della pelle, perché la scarpa... Ecco, che differenza tra la scarpa diciamo da sci, quindi di un certo tipo di sport, e la scarpa invece che poi diventa la scarpa sportiva, quella... il marchio è Munari è emblematico, esatto. Questo è proprio per la scarpa da sci. Importante, proprio la scarpa da sci. Sì. Questo... Che differenza, diciamo così, nell'economia? Cioè voi lavoravate più sulla scarpa di pelle, quindi la scarpa per i calciatori e quant'altro, qui invece si lavorava più per lo sci. Diciamo che la scarpa sportiva è entrata negli anni 75-80, quegli anni lì è entrata. Infatti io lavoravo alla Diadora e le prime scarpe da tennis sono state fatte per Mulligan, poi è entrato Borg, Becker, poi le scarpe da calcio con i vari Bettega, Maldini, Tardelli e migliaia di giocatori, di atleti, per esempio Ben Johnson, che era la Diadora era sponsor di questa. Possiamo dire che mentre diciamo la scarpa da sci piano piano è andata a morire, forse perché magari c'è una concorrenza diversa, la scarpa invece sportiva, quella per il calcio, quella per l'atletica eccetera, ha continuato invece ad evolversi perché aveva un mercato e aveva bisogno forse di maggiore manualità. Qui invece siamo a Montebelluna, qui c'è invece un'esposizione di di scarpe non solo da sci, che immagino la ricorderà, insomma. Sì, i dopo sci con la Capra, la mondiale che era di Cairano San Marco, sì, era Antonio Rizzotto, il titolare, giovane. Io andavo a scegliere le capre per costruire i dopo sci. Ecco, ma allora il punto di giunzione, diciamo, tra il mondo dello sci e il mondo della calzatura sportiva è forse il dopo sci, perché si cominciava a usare, poi vedo la calzatura da montagna, anche questa comunque ha bisogno di pelle. Questa è una pelle molto grossa, anche di cuoio, o un Nabuc idrorepellente, molto spesso, di vacca, non è sintetico, perché il sintetico si suda, è tutte altre componenti. Invece la pelle è sempre pelle e la pelle rimarrà sempre pelle per la scarpa. Sì, adesso noi arriviamo qua. Io volevo rimanere però, adesso ci vediamo un altro po' di immagini, però volevo rimanere un po' sul tema proprio del cambiamento di economia, perché abbiamo detto che prima c'è stato questo boom, grazie anche alla calzatura, quindi al mondo della calzatura, poi c'è il tessile abbigliamento, abbiamo parlato della Sanremo, e poi forse c'è stata questa, diciamo così, evoluzione, nel senso che forse la calzatura proprio per lo sci, quella che veniva fatta con la pressofusione in plastica, è andata un po' forse a morire, mentre ha preso il via la lavorazione della calzatura in pelle. Adesso io le faccio vedere, se torniamo un attimo in studio, Alessandro, grazie, e gli facciamo vedere al nostro ospite l'inserto 19, qui facciamo vedere un calzaturificio Lortless, che mi pare lei ricordi. Qui siamo nel 1979 e in questo caso l'inserto 19, scusami, l'inserto numero 19, dove appunto qui invece abbiamo lavoratori in lotta.
E poi oltretutto noi vediamo tantissime lavoratrici, cioè la calzatura assorbeva molto manodopera femminile. Sì, Sì o no? allora Cioè, sì, allora sì, anche soprattutto non in fabbrica, ma a casa, portavano a casa, c'erano quasi tutti. Come portavano a casa? Portavano a casa queste signore le scarpe da cucire, da fare, insomma, da costruire. Non si lavorava in fabbrica? Anche in fabbrica, ma le donne soprattutto erano a casa perché non avevano tempo magari di andare in fabbrica, avevano il bambino, aveva da cucinare. Quindi... No, raccontiamola questa cosa perché adesso al giorno d'oggi raccontare queste cose sembra impossibile. Quindi praticamente cosa succedeva? La fabbrica cosa faceva? Preparava i pezzi, cosa succedeva? No, la fabbrica c'era il taglio, tagliavano i pezzi di pelle, di plastica, di stoffa per l'assemblamento, nei scatoloni mettevano tutto dentro, 100 paia, 50 paia, magari le portavano a casa di una signora che conoscevano, che era orlatrice, che non poteva più rimanere in fabbrica perché si era sposata, aveva il bambino, doveva far da mangiare e non poteva andare in fabbrica, altrimenti non mangiavano più, arrivava a casa il marito, non mangiava. E quindi portavano a casa questo scatolone, me lo devi fare fra 3 giorni, fra 4 giorni, e lei anche di notte lavoravano, perché conosco gente che lavorava anche di notte pur di costruire queste scarpe, queste tomaie per mandarle in fabbrica per poi assemblarle e mettere la suola, mettere il finissaggio e tutto quanto. Quindi le donne, soprattutto le donne, rimanevano a casa possiamo a orlare. dire che sono le meno conosciute, ma sono quelle che hanno tenuto su questa economia, l'hanno fatto. Certamente, anche perché certe fabbriche, quasi tutte le fabbriche, davano anche la macchina da cucire a queste signore, purché non facessero questo lavoro, perché magari in fabbrica non avevano la manodopera. Qui parliamo di un altro calzatorificio che è di Caerano ed è il calzatorificio Eschimo. Non so se lo ricorda, adesso facciamo vedere le immagini. Qui c'è stato addirittura un incendio nell'87. Vigili del fuoco all'opera per tutta la notte e la mattinata per domare un incendio sprigionatosi nel calzaturificio Eschimo a Caerano San Marco in via Piave verso l'1:30. Le fiamme, probabilmente per una scintilla uscita dalla molla della smerigliatrice, sono divampate all'interno del capannone distruggendo materiali, attrezzature e calzature già confezionate. I danni ammontano a oltre 800 milioni di lire, ma potevano essere ben più gravi. Unite dagli stessi muri si trovano nelle adiacenze del calzaturificio una tipografia ed una stamperia. I vigili del fuoco, intervenuti da Treviso, Montebelluna, Castelfranco, Conegliano e Bassano, hanno impedito che le fiamme raggiungessero gli altri 2 fabbricati e in particolare hanno salvato le materie plastiche che si trovavano nella stamperia. Uomini all'opera fino alle 13 per domare completamente le fiamme. I danni sono coperti da assicurazione. Beh, insomma, bisogna dire che quindi all'interno di un calzaturificio c'era veramente tanto materiale infiammabile. Non solo pelle, plastica, suole, c'era il mastice, quindi mastice è una bomba, sì. Vasi di mastice da 20-25 litri che col pennello non c'era come adesso la macchina che fa tutto lei, 8 ore il pennare a mano, poi alla sera levarsi tanto così di mastice sulle dita, cioè non era così semplice e non c'erano questi controlli che ci sono adesso, perché una volta tutti i fumi venivano al naso per quello che era lì a spennellare tutto il giorno. Adesso ci sono tutta una serie di accorgimenti, una volta non c'erano, perché una volta bastava lavorare e bastava buttare fuori scarpe, vestiti, sedie, anche non finirli, ma bastava farli. Bastava farli. Esatto. Come arriva alla calzatura? Perché siamo rimasti al papà e ai vestiti. Sì, allora io fino a 17 anni ho lavorato con mio papà a casa, poi ho fatto un anno di magazziniere in un emporio edile, poi sono andato volontario della PS a Nettuno, sono stato lì 6 mesi
poi sono venuto a casa. PS Pubblica Sicurezza? Sì, a Nettuno, ho fatto le visite Anzio, poi sono venuto a casa per certi motivi che non posso descrivere. Poi ho fatto quasi un anno al maglificio Montegrappa, in un scantinato che era grande così, taglio, macchine da cucire, facevano maglie. Poi hanno fatto la fabbrica nuova, va bene. Poi sono andato militare, 15 mesi e 7 giorni, e poi siccome giocavo anche a calcio, e il presidente era Pierluigi Danieli, Fratelli Danieli, di Adora dei Fratelli Danieli. Nel 72 sono entrato in Diadora, primo giorno, prima mezza giornata ho messo i lacci alle scarpe finite. Prima, e pomeriggio, siccome che non avevano ancora il magazzino di pelle tutto selezionato, tutto messo a posto, pelle, fodere, suole, era tutto nel scantinato della casa dei padroni, del vecchio Danieli e della Rina, sua moglie, sotto. E lì hanno cominciato, hanno fabbricato, hanno fatto questo capannone e un pezzo era per il magazzino materie prime. E lì abbiamo cominciato la metà giorno, la giornata, diciamo, l'ho finita in questo magazzino a portare su pelle, fodere, suole, e lì abbiamo cominciato a fare il magazzino con altri operai. Naturalmente si lavorava anche di sabato perché durante la settimana c'era i tagliatori da servire, da portare le pelli che dovevano tagliare perché dovevano fare produzione, non è che... Non si poteva fermare. E lì la Diadora poi ha preso fuoco nel 78, distrutto tutto il capannone delle pelli, suole, tutto un disastro. Siamo andati, ho visto prima Eschimo che ha preso fuoco, che era l'ex Lampugnani, quella. Era calzificio, era tessitura, aveva 1200 operai questa fabbrica. E lì era tutto vuoto e siamo andati in un capannone lì dentro, in quest'area ex Lampugnani, e lì siamo stati, mi sembra 2 anni, 3 anni. È ottima la regia che ci fa rivedere l'area. Esatto, ecco. Che adesso quest'area qui c'è ancora? Perché... Sì, c'è ancora, ci sono tipografia, una cartiera, un taglio carta, cioè non cartiera, taglio carta, ci sono dei cinesi che non so cosa fanno. Comunque ma è sempre completa. attività produttiva. Esatto. Ed è a 2 passi poi dalla chiesa. In centro è a 100 metri dalla chiesa. Diciamo. Insomma, Caerano è sempre molto attiva. Sì. Ci fermiamo per un po' di pubblicità e torneremo, cominceremo a parlare di calzatura sportiva ma anche di calcio. Subito dopo la pubblicità. Montebelluna intera piange in queste angosciose ore dopo il tragico incidente mortale di Mestre la scomparsa di Sergio Caberlotto, personaggio di spicco nell'ambiente imprenditoriale nazionale. Nessuno in città sa ancora capacitarsi di una fine così prematura ed inattesa. La famiglia è letteralmente sconvolta, gli amici increduli, i montebellunesi attoniti. In azienda, nella nuovissima struttura che sarà inaugurata la prossima primavera, 2 grandi vuoti, il parcheggio dove solitamente Sergio amava depositare la sua Alfa e l'ufficio ancora in fase di arredo. All'interno l'immagine del padre Primo Giuseppe. Lui, rimasto orfano in tenera età, lo ricordava con affetto. Era stato infatti il genitore capostipite di quella scuola calzaturiera che in un successivo momento e in maniera manageriale i fratelli Caberlotto, Giovanni, Sergio ed Alberto, avrebbero con fortuna proseguito. E quante volte proprio in questa stanza Sergio aveva portato con sé il figlio Matteo di 8 anni, per il quale nutriva una particolare venerazione. Se lo teneva lì e nelle poche pause si divertivano assieme.
Un ufficio aperto a tutti, anche ai giornalisti e a chi vi parla. Spesso Sergio esternava ammirazione ed invidia per il mezzo televisivo. Antena 3 era un suo pallino, chiedeva ogni informazione possibile, si capiva che gli piaceva. Perché Sergio Caberlotto era ambizioso, voleva sempre arrivare e per primo essere in sella al cavallo vincente, ma con i piedi per terra. Perché fondamentalmente aveva mantenuto cortesia, cordialità, naturalezza ed umiltà, caratteristiche che lo rendevano amabilissimo anche in azienda. Francesco Carraro, direttore amministrativo della Lotto da quando è nata nel 1973, ci ha confidato oggi. Più che un padrone, Sergio era un amico. Lo conoscevo da 20 anni. La Lotto, una creatura nata dal suo ingegno, dalla sua professionalità, dalla sua grande intuizione. Graziella Caberlotto, cugina, lavora in azienda dal 1973. Per lei Sergio era un maestro soprattutto di vita, stimatissimo, intelligente, lungimirante. Sapeva di essere grande ma rimaneva sempre ancorato alla realtà. Il tempo, diceva, solo lui darà ragione alle mie azioni. Sergio amava prima di andare sul suo ufficio venire da lei al mattino, era la prima persona che incontrava. Ecco, che cosa le chiedeva abitualmente? Ma chiedeva come stavano andando i lavori, il magazzino, la fabbrica, se c'erano problemi. Si interessava un po' di tutto, insomma, non era il tipo che faceva solo l'ufficio e se ne fregava, cioè, vedeva tutto, insomma, e ascoltava tutti, era una persona umanissima. L'azienda ieri ed oggi non ha chiuso, solo domani i 250 lavoratori si fermeranno per rendere l'estremo saluto al loro titolare. Poi il lavoro continuerà, ineluttabilmente, anche di fronte ad una tragedia così grande. La Lotto Italia ha un fatturato di oltre 70 miliardi e le numerose consorelle internazionali che catapultano l'azienda in un posto di prestigio mondiale devono continuare a vivere nel suo nome. Questa è la volontà di tutti i dipendenti ed anche dei fratelli. Rimane però un vuoto, un punto nero che nessuno riuscirà a colmare. Montebelluna perde in tal senso con Sergio Caberlotto una delle figure più prestigiose della sua lunga storia. 7 ottobre 1987 muore Sergio Caberlotto, Lotto insomma, e questo per introdurre che cosa? Al di là del ricordo di uno dei nomi storici insomma, della calzatura montebellunese e veneta, anche la cosa che mi ha colpito in questo servizio è il fatto che non faceva il parò. Era sempre così? Ma penso che i titolari di allora non è che arrivavano in ufficio e rimanevano lì tutto il giorno, anzi erano i primi a arrivare, ti aspettavano in corsia e ognuno come va, come non va, mi raccomando, far pulito le scarpe un po', dai, che buon clienti anche domani, è sempre così, non è che con la bacchetta, diciamo, bastone e carota che ci vuole, come in questi tempi, soprattutto ci vorrebbe il bastone, ma non importa. Una volta era così, si andava a cena assieme, adesso non so se i titolari prendono i dipendenti, dai andiamo a mangiare la pizza, dai andiamo a mangiare la pasta. C'era più un senso di comunità insomma. Certamente, certamente, collaborazione. E questo aumentava la produttività e anche la qualità. Esatto. Ecco, volevo commentare queste immagini qua. Che macchine sono queste? Per scaldare la tomaia, perché quando davano il collante poi c'era una pressa che la comprimeva perché si aggrappasse meglio. È cambiato tutta la tecnologia di allora. Perché io ho notato un'altra cosa, una volta le scarpe ogni tanto si risuolavano, cioè quando tu andavi dal calzolaio risuolava le scarpe, adesso invece si buttano via direttamente. Adesso tutti si lamentano che mancano i soldi in tasca, che c'è l'aumento, che questo, però tutti non guardano di risparmiare, come diceva lei, la scarpa adesso non si leva più, la suola si fa risciolare, si mette la suola nuova, il costo non è eccessivo, però buttar via è più facile. Più facile, ma non è che ci sia tanta plastica e molto meno pelle? Sì, adesso ci sarà il 70% di plastica, una volta era il 90% di pelle. Ah, ecco. E io volevo arrivare qua, perché adesso entriamo nella parte, diciamo, più della calzatura sportiva, la calzatura, diciamo, dedicata allo sport. Facciamo vedere delle immagini del calcio a Montebelluna. Lei è stato anche calciatore, giusto? Sì, prima degli anni 80. Negli anni 80. La calzatura, diciamo così, sportiva, alternativa allo sci, che veniva fatta a Montebelluna, serviva proprio per i calciatori. C'è un aneddoto che lei ha su una scarpa bianca?
La prima scarpa bianca al mondo l'ho calzata io. Bianca. Di canguro bianco, perché io sceglievo i canguri, allora cominciava a fare le scarpe nere da calcio, di canguro, di vitello, ma soprattutto di canguro perché erano più morbide, più resistenti, e mi ricordo che io andavo a sceglierle in Toscana e mi ricordo una mattina mi diceva l'impiegato degli acquisti: domani devi andare all'Incas a prendere i canguri perché dobbiamo cominciare a farle. Va bene. Arrivo alla conceria la mattina alle 8:30, comincio a tagliare perché i fianchi erano flosci, diciamo, si doveva tagliare. Ho portato a casa 4-5 bancali di canguro e sono venuto a casa con la pelle intatta, bella, pulita, tutto quanto. Però ho fatto il bianco, un così. Il bianco della scarpa? Il bianco, la prima scarpa bianca del calcio? Il bianco, infatti, gliel'ho fatta fare al signor Antonio, canguro bianco, e per fare un campione per la fiera, questa era. Però così parlando con Roberto e Diego. E Roberto Diego chi? Roberto Titolari della Diadora. Gli ho detto: ma non si potrebbe fare una scarpa, siccome gioco a calcio, posso provarlo me, fare un campione. E così l'abbiamo fatto e la prima scarpa bianca in canguro l'ho portata io. Una l'abbiamo fatto per Bettega e una per me. Bettega non l'ha mai portata, però non so se l'abbia ancora a casa. Io l'ho portata e me l'ha domandata qualche anno fa Diego Danieli per il museo alla Diadora, quindi non so se sia ancora in Diadora o non so dove sia. Visto che abbiamo citato i primi, diciamo così, atleti che indossano le calzature di Montebelluna, andiamo a vederci l'inserto 30 perché abbiamo un RVM sonoro di Roberto Bettega che, pensa a te, parla dei mondiali dell'82. Vediamolo insieme. E adesso guardiamo un attimino quello che è il primo girone, cioè quello che ci riguarda più da vicino. Italia, Polonia, Perù e Camerun. Quando è venuto il sorteggio direi che eravamo tutti soddisfattissimi. Poi strada facendo diciamo che il pessimismo è subentrato un pochettino, è subentrato all'ottimismo. Secondo me comunque passeremo il turno con la Polonia. Queste due squadre, cioè Polonia e Perù, sono senz'altro alla nostra portata. E oltretutto la nostra nazionale potrebbe contare, cioè conterà sicuramente sulle forze nuove tipo Rossi e tipo Massaro. È vero, Rossi potrebbe essere marcatissimo, ma questo potrebbe agevolare altri componenti della nostra squadra. E questo Massaro, comunque impiegato, cioè comunque sia come ruolo che come tempo di impiego, potrebbe consentire quella rapidità di azione a centrocampo che forse in questo ultimo periodo ci è mancato un pochettino. 32 anni. Lui. Sta parlando di questi mondiali dell'82 che noi poi vinciamo perché sono i mondiali. Ecco, quanto vincite o comunque affermazioni sportive aumentavano quello che era il fatturato delle nostre aziende? Cioè voglio dire, la scarpa italiana, la scarpa sportiva montebellunese beneficiava perché altrimenti il rapporto poi atleti scarpa sportiva che vedremo più avanti non aveva senso. Quanto vedevate che si alzavano le vendite quando si vinceva qualcosa? Ma sicuramente gli atleti importanti, le aziende importanti se le accaparavano subito, però allora non erano diciamo sponsorizzazioni folli come si fa adesso, insomma, perché ci sono quelle sponsorizzazioni enormi. Guardiamo i calciatori di adesso che è una follia, io dico una follia. E non è che arrivino atleti, calciatori, parlo di calcio adesso, non è che arrivino calciatori fortissimi anche in Serie A dall'estero. Qualcuno sì, ma qualcuno ce ne sono di più forti italiani che possono giocare nel campionato di Serie A. Però a quel tempo insomma, però diciamo che il senso di imitazione poi c'era, nel senso che poi c'era chi, non so, si vincevano i mondiali e uno veniva lì a comprarsi la scarpa sportiva. Ma certamente. E poi il calcio rispetto adesso dal suo punto di vista era più seguito, era più praticato dai giovani? Perché quante scarpe vendevate alle squadre diciamo titolari e quanti invece a privati che poi andavano a giocare al calcio? Ma le squadre, se come la Diadora era sponsor tecnico di una società, per esempio l'Udinese,
Perché la battuta classica è: a chi ha fatto le scarpe lei? A chi ha fatto le scarpe? Sì, diciamo che la sponsorizzazione era importante allora, perché è stato un traino importante per l'economia e per tutto l'indotto anche del paese. Però calciatori e atleti, anche nell'atletica, Ben Johnson ha portato un enorme contributo alla Diadora per la vendita, come nel tennis importantissimo Borg. Mi ricordo. Queste persone qui come gli facevate le scarpe? Perché questa è un'altra domanda. Facevate le scarpe su misura, quelle. Quindi tutto. Quelle sì, venivano. E che pelle veniva usata ad esempio per loro? Ma diciamo in canguro, anche quella, però colorata, azzurra. Era la pelle di canguro, insomma, è la pelle di canguro quella ideale per la scarpa sportiva? Era leggera, è leggera, però resistente. Invece ad esempio quello di bovino? La vacca è un'altra componente molto importante per la calzatura, perché lì ci sono dei vari strati della vacca, della pelle della vacca. C'è la crosta, sottocrosta, c'è il fiore, puoi alzarlo o abbassarlo, dipende da che scarpa devi fare. La scarpa fina, ci vuole la scarpa fina, cioè la pelle fina. Nella scarpa sportiva c'entra anche la pelle di vacca? Sì, può essere anche di vacca, dipende il modello che vogliono proporre alla massa delle persone, diciamo, ecco. E adesso che vede le scarpe sportive di adesso, come le vede? Più plastica? Ma sì, abbastanza plastica. Sintetico, tanto sintetico. Infatti le concerie sì, sono ancora in voga, però l'industria tessile e chimica ha ingrandito il suo potenziale. Però diciamo un'ultima cosa, poi torniamo a parlare di sport. La pelle rispetto al sintetico che particolarità? Perché uno dovrebbe prendersi la scarpa di pelle? Perché respira meglio la pelle. La pelle respira. Invece il sintetico è chiuso da un silicone, da uno strato di poliuretano, quindi non respira. Dopo che vogliono farti credere che mettono la fodera che respira, questo che respira, l'altro che respira, però la pelle è sempre pelle, rimarrà sempre pelle per la calzatura. Allora adesso noi prima abbiamo parlato di Borg, abbiamo parlato di calciatori eccetera, il servizio su Borg non l'abbiamo trovato, però abbiamo trovato un servizio invece che parla di un'altra atleta che è in visita alla Diadora. Siamo nel 93, l'inserto per la nostra Francesca Pezzo e il nostro Alessandro Granziera in regia è l'inserto 31, vediamo questo servizio e poi lo commentiamo. Assiba Bulmerka, e questo è il nome che dal giugno 93 sino alla fine del 96 formerà la nuova formula vincente per l'atletica internazionale in abbinata con la Diadora di Montabelluna. Nata a Constantine in Algeria il 10 giugno del 68, quarta di una famiglia di 7 figli, inizia a correre a scuola mettendosi in evidenza nell'85 vincendo i campionati nazionali. Esplode definitivamente nel 91 con l'oro mondiale a Tokyo e le vittorie ai Giochi del Mediterraneo, nonché nel circuito del Grand Prix. La Bulmerka è tra l'altro anche membro del Consiglio nazionale per la gioventù e lo sport ad Algeri e allenata da Amar Bourras. Le sue sedi di allenamento, specie negli ultimi 3 anni, sono quasi sempre lontane dall'Algeria: Francia, Italia, Germania e Cuba. Assiba ha ricevuto infatti delle minacce dal FIS, la frangia più estremista degli integralisti islamici, che la considera una peccatrice perché si esibisce mostrando il viso e le gambe a un pubblico maschile, cosa vietata dal Corano. A Barcellona la campionessa girava scortata da 4 poliziotti in borghese. Ça commence déjà bien. Je pense que je suis une femme sportive d'abord. Io penso che sono una ragazza che fa sport e la politica non mi deve interessare più di tanto. Ciò nonostante, ognuno di noi ha un modo di vivere.
alcuni un po' più difficile di altri, non solo l'Algeria, intendiamoci. Noi donne musulmane però abbiamo dei problemi un po' più particolari di altre donne. Le donne comunque, a prescindere dal fattore religioso, sono sempre trattate con un metro diverso da quello degli uomini e questo, credetemi, è già di per sé un'offesa. C'est déjà une honte. A Montebelluna l'atleta ha firmato un contratto di sponsorizzazione con la Diadora. Ecco la sua scheda tecnica: Giochi del Mediterraneo 91, primo posto negli 800 e 1500 metri, Campionati del Mondo 91, primo posto nei 1500 metri, con 4 primi, 2 secondi e 21 decimi, Giochi Olimpici del 92, primo posto nei 1500 metri, con 3 primi, 55 secondi e 30 decimi. Di vedere queste immagini e soprattutto una presenza in questo servizio particolare per lei. Sì, ho rivisto mio fratello, purtroppo non c'è più da 4 anni. E lui lì era direttore generale, giusto? Sì, era direttore generale della Diadora. Vabbè. Beh, comunque bisogna dire, insomma, voi siete una famiglia che è stata all'interno di questa grande azienda. Sì, che, abbastanza. e quindi diciamo che un'impronta, stando sempre a parlare di scarpe, mi sembra che voi insomma l'avete lasciata in maniera importante. Sì, ma diciamo che era proprio una famiglia la Diadora, anche i titolari, anche adesso ritrovo Diego, che è mio classe, ancora adesso è rimasto solo lui. Lo trovo proprio, ci parliamo, ci confrontiamo, proprio una famiglia eravamo. Le aziende adesso, per esempio la Diadora, continua a essere un'azienda famiglia oppure sono entrati dei fondi, sono diventate una SPA? Questo è la Diadora, è Geox adesso, però non so che gestione abbiano, non so, non li conosco neanche. Sono delle aggregazioni. Esatto, non lo so. Adesso vediamo la visita nel 92 alla Lotto, quindi diciamo ai concorrenti, di qualche volto noto del calcio. Vediamo questo servizio, poi velocemente lo commentiamo. Prima Carlo Ancelotti e Aldo Serena, bandiere del Milan, con l'aggiunta di Ferron, portiere dell'Atalanta, a provare il nuovo prototipo della scarpetta futura progettata dalla Lotto, e poi il CT della nazionale Arrigo Sacchi, padrino d'eccezione del nuovo punto vendita aperto dalla stessa Lotto a Montebelluna. Con loro abbiamo scambiato alcune battute. C'è un presente e mi auguro un futuro sempre radioso per una squadra che sta onorando il calcio nel migliore dei modi. Parlando della nazionale, Baggio Vialli sarà il tandem d'attacco della sua nazionale? Ma io credo di sì. Fino a quando giocherà Carletto Ancelotti? Giocherò fino al 24 maggio. E poi? E poi dopo vediamo cosa succede, cosa propongono, cosa mi verrà proposto. Mi piacerebbe rimanere sul campo, magari avere l'opportunità di intraprendere l'attività di allenatore. Tu sei un trevigiano di Montebelluna e segui da vicino anche le vicende delle altre discipline che sono ai vertici. Ecco, che cosa speri? Oddio, noi qui tutti quanti speravamo in uno scudetto che venisse dalla pallavolo, ci speravamo, però non è arrivato, e adesso puntiamo tutto sul rugby e sulla Benetton di basket, e direi che quello del basket forse sarebbe per la prima volta un grosso traguardo, lo speriamo tutti. Forza Benetton, un saluto anche al mio amico Jacopini che sta dando sempre il meglio. In serata a Montebelluna si è anche visto Giovanni Trapattoni, ospite dell'Associazione Allenatori di Treviso. Una giornata davvero memorabile per i calciofili trevigiani. A vedere queste immagini chiudiamo tutto il cerchio dicendo sport Montebelluna mondo. Diciamo bene perché si accorpa bene, però bisogna anche capire che non tutti vogliono fare sport, ma non so perché non vogliono fare sport. Questi, anche i ragazzini piccoli, si annoiano, non vogliono più studiare, no? Ma facendo sport si trovano delle compagnie buone, si fa aggregazione, ci si diverte soprattutto, e non pensare che si deve arrivare a fare i campioni giocando a calcio in Serie A o nella nazionale. Anche nei campetti nostri di
di campagna, diciamo, ci si può divertire facendo sport. Grazie a Norio Brambal, si chiude qui questa puntata della nostra storia. Noi come sempre ci vediamo la prossima settimana, arrivederci.